Eccoci qua stamattina, domenica mattina, Domenica? domenica stiamo andando per il mondo, o meglio, il mondo è venuto in Italia, perché stamattina qua c'è Bruno Bruno Duragon? che viene dall'America, pensate un po', figlio di... Marino Duragon? e Laura Wendell? eh, Sì. il tuo paese Si chiama Portland, Oregon. in Oregon. No, in Oregon, costa ovest dell'America, sopra California. Pensa un po', spiegazione geografica pure. Allora, domanda, perché sei venuto in Italia? Beh, diciamo, sono venuto qui a vedere la nonna e imparare la lingua. A imparare l'italiano. Imparare l'italiano. Allora, qua sono tutti matti per imparare l'inglese, sanno già l'italiano. È una battuta questa qua. Imparare l'italiano perché allora? Beh, perché c'è il mio papà italiano, cioè qui da Morgano. Abbiamo vissuto a Castelfranco 3 anni quando ero bambino e quando siamo ritornati in Italia ho perso tutta la lingua, allora me lo volevo riprendere in questo senso e così. Può servirti anche come lavoro in America? Sì, sicuramente. Ho capito. Mhm. E racconta un po' il tuo viaggio, perché sembra semplice qua, perché qua noi, io Santa Cristina, Morgano, Quinto Badoere, ma tu hai altre dimensioni. Altre dimensioni, sì. Beh, diciamo che ho cominciato qui a Morgano per 10 giorni con la nonna e poi dopo quello ho conosciuto, la mia mamma mi ha trovato lavoro, fra lei ha conosciuto qualcuno in America che mi ha dato lavoro 2 settimane in Toscana. In Toscana. In Toscana, sono andato in Toscana, sì, fare dei lavori manuali su un oliveto, diciamo, e poi dopo quello sono andato, quando sono stato lì sono andato a Lucca, a Firenze, un pochino, allora... Non solo lì. non solo olive, non solo olive. E sì, dopo quello sono andato a Torino, che ho parenti, un cugino lì, sono stato con loro che è stato bellissimo, Torino è una bellissima città veramente, mi piace un sacco e sono stato lì 4-5 giorni e poi sono andato a Milano che c'è una famiglia di Castelfranco che conoscevo 12 anni fa, che è da 12 anni che non li vedo, che mi volevano ospitare. È stata veramente un'esperienza bellissima lì. Accoglienza a tutto campo. Cioè, veramente a caso, cioè, all'improvviso, questa ragazza, la figlia di questa famiglia, mi ha aggiunto su Facebook 7 anni fa. Facebook. Allora, sempre che connette la gente. E allora, da 7 anni adesso che gli faccio auguri, che vedo una foto, che questo, che quello, e alla fine, prima che sono venuto qui, gli ho mandato un messaggio, vedere dove erano. E così abbiamo fatto questa connessione. Poi sono ritornato qui 2 giorni e poi avevo un amico a Castelfranco che sta a Londra. A Londra. Allora, qua a Londra. pensi te, un italiano e un americano che si trovano a Londra in Inghilterra. Brexit o non Brexit? Lo stesso, ci siamo. Bellissimo. Sì. Cosa voglio dire? Bene, hai dato un'immagine un po' di un giovane che si sta muovendo per il mondo, in poche parole, semplici più che mai. E ti ringrazio di questa esperienza, qui poi andiamo con gli amici su Facebook e salutiamo la famiglia. Marino, Laura, Giulio, saluti. Ciao ragazzi, ciao. Un giorno o l'altro ci rivedremo e saluto anche Fernando che è il nostro parente in Argentina. Questo qua. Ma ha scritto anche ieri su Facebook, siamo continuamente in contatto. Bene. Ciao a tutti, Ciao, alla prossima. Grazie.